L'ambiente stadium di Visconti, la Messana torna a calcare il proprio terreno di gioco per la terza giornata del campionato di promozione. La squadra di mister Giuseppe Cosimini, ancora imbattuta in stagione, viaggia a punteggio pieno in classifica dopo il netto 3-0 inflitto al Monforte San Giorgio. A far visita ai messinesi c'è la Sant'Angiolese che condivide la vetta a pari punti dopo un ottimo inizio stagione. Qualche indisponibilità di troppo per mister Cosimini, che disegna così la sua Messana: Ferrara, Ardiri, Tricamo, Fragapane, Giosuè Bonasera, Ferraù, Gargiulo, Giuseppe Bonasera, Arena, Cannavò e Ventra. Arbitra la partita il signor Fragaladia Cireale della stessa sezione, anche gli assistenti Andrea Triolo e Salvatore Bonaventura. Tutto pronto per il fine del primo tempo. Al settimo Arena allarga il gioco a destra, il pallone arriva a Ventra, l'ex Valdinisi penetra in area di rigore, vorrebbe il passaggio in mezzo, poi è costretto a tirare, gli chiude lo specchio però Caserta, che mette in calcio d'angolo. Al decimo la giocata è di Gargiulo al limite dell'area, la mette ancora in zona Ventra, spazio per lui, non esce nessuno, o meglio lo fanno tardivamente. Conclude allora col mancino, ancora una volta Caserta si rifugia in corner. Al quindicesimo rimessa laterale, terzo tentativo consecutivo per Ventra, che stavolta però si spegne sul fondo. Minuto 16, i tempi sono maturi in casa messana. Cannavò allarga il gioco a sinistra dove c'è tutto solo Giuseppe Bonasera, lo stop, uno sguardo in mezzo, il pallone è perfetto, Cannavò la deve solo appoggiare, arriva il gol, quello che vale l'1-0, il vantaggio della Messana. Al 28esimo la Sant'Angiolese chiede invece un calcio di rigore, l'episodio su cui sorvola Fragalà è questo, l'atterramento di Ardiri su Tranchida. Si resta allora sull'1-0 quando al 31esimo l'ultima chance della frazione è ancora per la Messana, sempre con Ventra che mette il pallone in zona Giosuè Bonasera, lungolinea sulla destra, arriva il traversone, il pallone è praticamente perfetto, Cannavò riesce anche a stopparla, poi in acrobazia non trova lo specchio della porta. Messana che spinge ancora sempre sull'out di destra, stavolta è Ferraù che fa viaggiare il pallone, Tricamo appoggia ancora, arriva il cross, arriva Cannavò sul primo palo, cerca la torsione, non arriva per questione di centimetri. Ecco allora il duplice fischio del signor Fragalà e 1-0 tra Messana e Sant'Angiolese. Alla fine del primo tempo decide il gol dell'inquadrato Cannavò al 16esimo. Possiamo partire col film della ripresa. Dopo 5 minuti spingono subito i padroni di casa, rimessa laterale, ancora Cannavò che riesce a ritrovarsi il pallone lì grazie alla giocata del compagno. Cannavò destro a giro, per poco non trova un gran gol il capitano giallorosso. Minuto 53, lo stesso Cannavò prende la palla, la mette a sinistra, c'è Gargiulo, stop, conclusione bellissima, una pennellata sul palo più lontano, terza rete in campionato per Diego Gargiulo, terza rete nelle ultime due partite dopo la doppietta di Monforte. Al 58esimo arriva il primo cambio in casa messana, dentro Barbera al posto di Arena, ma un fulmine a ciel sereno al 60esimo. Arriva anche il gol della Sant'Angiolese, a destra si sviluppa bene la trama della formazione biancazzurra, la difesa libera, lo fa però al limite dell'area dove arriva la staffilata, quella di Guglielmo D'Amico, che riapre così il match all'ora di gioco 2-1 all'ambiente stadium. Ma al 67esimo Fragapane si prende il pallone al centrocampo, cerca e ottiene il triangolo con il compagno, ancora Fragapane in percussione cerca di saltare l'avversario, si tratta di Segreto che lo mette giù, secondo cartellino giallo e conseguente cartellino rosso. Al 73esimo il neoentrato Barbera su punizione fa così, fa un gol bellissimo, fa 3-1 e trova la prima rete in campionato. Messana che mette la propria partita praticamente in discesa sul +2 quando mancano poco più di 20 minuti al termine. Minuto 75 tocca a Viscuso per Ventra, all'80esimo si rivede Pecora in campo al posto di Ardire. 86esimo l'ultimo cambio con la standing ovation meritata per Cannavò al suo posto sottile, poi il triplice fischio, la Messana vince ancora, fa 3-3 in campionato e si isola in vetta in attesa del match di domani tra Orlandina e Villafranca. E tutto appuntamento a mercoledì col secondo turno di Coppa, l'andata sempre qui all'ambiente stadium tra Messana e Monforte. Allo stadio Ciccino Michele di Capotorlando va in scena il big match della terza giornata del campionato di promozione. I padroni di casa dell'Orlandina ospitano il Città di Villafranca per uno scontro diretto d'alta classifica. Entrambe le compagini infatti viaggiano a punteggio pieno, con i tirrenici reduci dall'1-0 sul Città di Calati. Per i biancoverdi netta affermazione sul San Fratello Acquedolcese col punteggio di 3-1. Il match sarà arbitrato dal signor Elvir Duric, sezione di Palermo, coadiuvato da Francesco Biondolillo e Francesco Casisa, entrambi della sezione di Palermo.
Palermo. La formazione ospite per affrontare la sfida vede in porta Giuffrida, a difesa Gemellaro Iovine, Lavina Romeo a centrocampo, Bella Macina, Visconti e Guccione in avanti, i fratelli Libro e Jacubu. Partiamo allora col film del primo tempo grazie alle immagini a cura di Francesco Morabido. Orlandina che prova a partire forte, punizione dalla tre quarti, testa di Rupica, pallone alto, al decimo il Città di Villafranca attacca e fa subito male il giro palla, libera Riccardo Libro a destra, il lancio per Jacubu che si infila tra le maglie avversarie, Jacubu davanti al portiere, non sbaglia, e come se non sbaglia, butta giù la porta con questo destro di controbalzo. 0-1 Città di Villafranca, ancora un gol di Jacubu, minuto 13, i biancoverdi continuano a spingere, Romeo recupera il pallone a sinistra, decide per la conclusione, brivido per la porta avversaria, minuto 22, Riccardo Libro con questo esterno meraviglioso per Jacubu che si butta a centro area e trova la zampata, quella giusta per lo 0-2, doppietta di Jacubu. Che impatto per questo attaccante sul girone B del torneo di promozione, ma che delizia l'assist di Riccardo Libro. Dall'altra parte però non resta a guardare l'Orlandina che chiede un possibile intervento arbitrale e alla fine ottiene la massima punizione. L'intervento punito è questo di Iovine su Giaimo, rimane comunque più di qualche dubbio, sembra il numero 5 andare prima sul pallone, l'Orlandina dagli 11 metri, Corraneri che non sbaglia, riapre la partita 1-2, aveva intuito Giuffrida, il capitano dell'Orlandina suona la carica, mentre al 37esimo il lancio di Bella Macina trova il colpo di testa di Jacubu, stavolta è centrale, sfiora la tripletta l'attaccante. Al 39esimo però la formazione ospite vede sgretolarsi tutto quello che aveva costruito di buono nei primi 22 minuti. Al 39esimo infatti arriva il colpo di testa di De Gregorio che fa 2-2, 43esimo Città di Villafranca che va in ripartenza, c'è superiorità numerica, situazione di 2 contro 1, l'intervento qui del difensore chiede un fallo con la mano, la formazione bianco-verde, c'è anche la sbandierata da parte dell'assistente Mantegna, l'autore dell'intervento è già ammonito, non viene estratto il secondo cartellino giallo che sarebbe stato palese. Ci sono anche le lamentele a fine primo tempo da parte della panchina del Città di Villafranca, ma è 2-2 al Ciccino Micale. Dopo i primi 45 minuti c'è anche un cambio, entra Costa, fuori Guccione, 47esimo angolo di Riccardo Libro, colpo di testa di Jacubu monumentale in area di rigore, non trova lo specchio. 49esimo l'Orlandina invece chiude una rimonta clamorosa, Giaimo recupera il pallone, la sfera finisce a De Gregorio, servizio a destra, praticò il tempo di stoppare, prendere la mira e mettere alle spalle di Giuffrida, gol del 3-2, viene scavalcato il Città di Villafranca per la prima volta in questo match, entra Prince of Bond, esce Romeo, entra Malan, esce Visconti, Malan neoarrivato in casa Città di Villafranca, mentre la punizione di Ceraulo viene parata da Giuffrida. Siamo al 67esimo, Riccardo Libro cerca per vie centrali l'inserimento di Jacubu, lo trova, l'uscita del portiere, Jacubu prova a sterzare e finisce giù, c'è un fischio da parte del direttore di gara ma viene interpretata come simulazione questa gestualità dell'attaccante della Città di Villafranca. Al minuto 75 ancora Città di Villafranca, sempre un lancio in verticale per Jacubu, il portiere fa un mezzo Harakiri, Jacubu se la ritrova lì, Jacubu stavolta commette il primo errore della sua partita, non trova la mira giusta da ottima posizione a porta sguarnita, mette alto ma il Città di Villafranca ci crede e come ancora una sfera che finisce in area di rigore dove c'è l'intervento, stavolta sì, assolutamente falloso su Jacubu, e allora calcio di rigore, Marco Libro dagli 11 metri, la responsabilità, la glacialità di Marco Libro nel fare 3-3, nel portare il Villafranca sul meritatissimo pareggio, minuto 83, Orlandina che si risveglia, pallone allargato a destra, Praticò salta l'avversario, cerca la conclusione, brividi per la porta del Città di Villafranca, sfiora la doppietta, il possibile nuovo +1, ancora tanto da farvi vedere. 84esimo, sventagliata per Riccardo Libro che trova anche il fondo nell'1 contro 1, superando nettamente l'avversario, pallone all'indietro, viene ciccato in maniera clamorosa dal neo entrato Malan. Ci sono i cambi, entra Marco Mazzeo per Lavina all'88esimo, Bella Macina mette in verticale per Marco Libro, vede lo spiraglio per la conclusione, pallone che finisce fuori, minuto 94, rischio beffa per il Città di Villafranca, calcio di punizione dalla lunetta di Ceraulo, viene sporcato dalla barriera e termina sul palo il tentativo, ribaltamento di fronte, il Città di Villafranca protesta perché viene segnalata posizione di fuorigioco a Ruggeri sul passaggio di Malan, non c'è più tempo al Ciccino Micale di Capodorlando, primo pareggio in campionato per i biancoverdi del duo tecnico Cannao Mazzeo che impattano 3-3 sul campo dell'Orlandina.
Il Città di Mistretta fa valere la legge del Salvatore Lentini e dopo la Valdinisi piega anche la resistenza di una Maidoma aluntina, centrando così la seconda vittoria di fila in casa e il terzo risultato utile consecutivo in altrettante gare di campionato. Grazie alle immagini forniteci da Davide D'Amico vediamo la sintesi che si apre con la squadra ospite che prova subito a scardinare la porta difesa da D'Amico ma senza riuscire a centrare il bersaglio grosso. Porta che non trova nemmeno il Mistretta con Rinaldi che da 2 passi spara alto sulla traversa. Non fallisce l'occasione invece il super bomber Santo Salerno che al 18° riceve in aria e col destro mette alle spalle di Caruso il vantaggio per i suoi e il suo quarto sigillo in 3 gare di campionato. Sempre Salerno pochi minuti dopo avrebbe anche la chance per il raddoppio, ma il suo destro, dopo aver scartato anche il portiere in disperata uscita, è disinnescato nei pressi della linea di porta da Mammana. Nella ripresa è ancora la squadra mastratina a creare presupposti per il gol, con Rinaldi che ben servito da Salerno sciupa una ghiotta occasione. La Luntina non sta a guardare, dopo un calcio di rigore invocato su Gioita, sul quale il signor Di Pasquale concede solo calcio d'angolo, gli ospiti sfiorano il pareggio, prima con Di Bartolo che dal successivo corner conclude al lato non di molto, poi il tiro dalla bandierina per poco non provoca l'autorete dei locali ed infine il portiere D'Amico con i pugni è bravo ad allontanare la minaccia ancora da angolo. La Luntina che insiste reclamando nuovamente un penalty per un presunto tocco col braccio, ma anche in questo caso il fischietto di Palermo dice di no. Con gli ospiti tutti in avanti alla disperata ricerca del pari, il Città di Mistretta in pieno recupero assesta invece il colpo del KO grazie a Mamadi che deve solo spingere in fondo alla porta sguarnita, l'assist al bacio di Salerno per il 2-0 bianco-azzurro. Finisce così, il Città di Mistretta sale in classifica a quota 7 punti e si conferma alle spalle della capolista Messana a -2, mentre la Lontina rimane ferma a 1 punto. Il Belpasso demolisce il tabù dopo la falsa partenza in Coppa e campionato. La prima vittoria stagionale giunge alla terza tappa di promozione dopo i 2 KO consecutivi di misura e la trasferta di Campofranco in casa dell'Aragona condita da non poche polemiche arbitrali.
e dalle pesanti squalifiche imposte a Milizia e Inserra. Per il match col Santa Domenica Vittoria, rivelazione di questo avvio di campionato con 4 punti in 2 gare, rientro di Di Pietro al centro della difesa e conferma d'obbligo per Santa Maria, mentre il tecnico Dario Suriano adotta una mini rivoluzione tra mediana e attacco. Capitan Tirri è in pianta stabile per la seconda di fila. Sulle corsie titolari La Spina e l'ultimo arrivato Gabriele Russo, 2004. Quindi riecco finalmente Gnammi Lupo in inedita coppia con Luca, autore del gol domenica scorsa nell'amara sconfitta per 2-1 con l'Aragona. 2 ex tra gli ospiti, Favatello e Vincenzo Colonna, che qui rischia tantissimo di fronte a Gallo, mentre La Spina, lanciato da Cannone, si invola verso la porta avversaria ma piuttosto decentrato, fallisce così l'1-0. Risponde l'SDV da palla inattiva, grande chance a centro area per Pietra che in rasoterra fallisce il bersaglio. Quindi Cavalieri alla meglio su falsa perna, diagonale e Santa Maria salva tutto. Ricominciano così i biancazzurri, cross di Cannone e Lupo non arriva all'impatto con la sfera. Quindi episodio arbitrale allo scadere del primo tempo, corner di Luca, tir di testa sotto porta, va a sbattere con un braccio di Rebagliati. L'arbitro Aneli di Palermo opta per l'involontarietà e si va avanti sullo 0-0 anche quando sulla porta lato sud si rivede il Santa Domenica su un altro corner non sfruttato in zona gol da buon tempo. Reti bianche, tutto sommato rispecchianti l'andamento della partita nei primi 45 minuti di gioco. Nebroidei con più intraprendenza al rientro in campo in quella che sarà la fase decisiva del match. Nei 20 minuti iniziali della ripresa si decide tutto al Nuccio Marino. Il Santa Domenica si fa vedere con Bouvet e Rebagliati. Poi, quando cade il 15°, una punizione di Vecchio sbatte sul braccio destro di Tirri, usato come scudo a protezione facciale. Tra le proteste viene assegnata la massima punizione al Santa Domenica. Batte Rebagliati, Federico La Rosa si esalta e lo blocca così, prendendosi la scena e creando uno spartiacque definitivo e netto alla partita. 2 minuti più tardi Suriano cambia il primo dei suoi, fuori La Spina, dentro Salvo Pinanti. Una mossa decisiva perché al 20° tondo su una rimessa lunga di Cannone, Lupo disegna una sponda volante per il neoentrato che con un destro secco scatena il delirio biancazzurro. Primo gol in casa della stagione, primo per Binanti che da attaccante, giunto a metà della scorsa annata, ha atteso a lungo questo momento come del resto tutta la squadra. E la replica del film è vicina alla messa in onda quando su punizione di Gallo il Santa Domenica non riesce a uscire e un destro dal limite costringe agli straordinari Colonna. Bel passo vicino al raddoppio anche quando, su calcio d'angolo, battuto da Luca, tocca al volo Lupo in piena area di rigore e Santa Maria sulla linea, spalle alla porta, non è coordinato al punto giusto per girarla dentro. Calcio champagne per Russo che in serpentina si beve un paio di avversari lungo la linea orizzontale di metà campo, poi a largo su Cannone, cross in mezzo da un terzino all'altro, testa di falsa perna facile per il portiere ospite. E ancora una netta chance per chiuderla sui piedi di Luca, lanciato in contropiede dal duo Binanti-Russo. L'ex Colonna deve correre anche questa volta ai ripari per mantenere in vita i suoi. Insomma, c'è solo il bel passo in campo e l'SDV sembra aver tirato i remi in barca. L'unico cenno di reazione è di Rebagliati, ultimo ad arrendersi. Ma non c'è cattiveria sotto porta in 2 circostanze. Consapevole l'attaccante ospite che quel rigore ha compromesso sostanzialmente i giochi dell'ormai ex vice capolista del girone C di promozione. Il raddoppio è sempre più nell'aria, ma per conquistarlo bisognerà attendere fino al 90+7. Intanto il pallone che Luca scippa con grinta estrema a un avversario e lo porge alla Spina, che si divora il 2-0 ma comunque in offside, è il simbolo dello spirito giusto in casa. Bel Passese. In campo nel frattempo c'è Gabriele Alberio per Lupo, mentre al 90° fuori Russo e dentro Randazzo. Il bel passo si difende senza soffrire e chiude con l'uomo in più quando Pietra incassa un rosso diretto nel lungo recupero dopo un corner del Santa Domenica all'ultimo assalto. Al 97° la confessione regalo che arrotonda il risultato. La consegna direttamente su un pacco biancazzurro Federico Luca da 20 metri con un destro sul calcio di punizione a compasso che promuove il bel passo in questa domenica di fine settembre. La crisi di risultati è alle spalle. 2-0 e pronti a girare il calendario dell'anno solare con destinazione Santa Venerina. Domenica 6 ottobre di fronte a un avversario che ha all'attivo solo 2 pareggi, ma uno lo ha preso ieri a Giarre. La vittoria di ieri, invece, per Suriano e soci può rappresentare la prima tappa del rilancio dopo un rodaggio pieno di criticità.
Amici di Wisport da Cala Scibetta, per la terza giornata del campionato di promozione nel girone C la sfida è quella tra i padroni di casa del Villarosa e la formazione avversaria delle Camarat, con pagine reduci rispettivamente da una sconfitta, parliamo del Villarosa caduta tra le mura amiche contro la Polisportiva Nicosia, dall'altra parte Camarat che nell'ultima gara, quella del 22 settembre, si è imposta per 2-1 contro il Giarre. Vediamo allora la formazione degli ospiti per affrontare questa sfida. Avignone in porta, Samuele Serio, Pennino, Noto, Gioacchino Serio, King, Lupo, Piraneo, Marchica, Bamba e Marrone. Partiamo con il film del primo tempo, grazie alle immagini a cura di Giuseppe Capraro. Il match si apre con la prima offensiva che vale già il primo gol. Al 12esimo infatti Marchica in zona offensiva riesce ad appoggiare a sinistra per Marrone, il numero 22 da uno sguardo all'indietro l'appoggia su Gioacchino Serio. Palla sul sinistro, poi se la porta sul destro, improvvisa la conclusione, palo gol, 0-1 Camarat, al primo affondo e subito gol, e subito Jack Serio, risultato sbloccato dagli ospiti al minuto 18, rimessa laterale in zona Madenica, impegna così l'estremo difensore Mignone in presa bassa, minuto 22, il pallone viene allontanato sui piedi di Bamba, attacca ancora infatti il Camarat, il numero 29 prova la conclusione di prima intenzione, viene alzata in calcio d'angolo dal portiere, minuto 25, penetrazione a sinistra di King, 1 contro 1 con l'avversario, pallone sul palo opposto dove arriva la conclusione di Serio, dove arriva il salvataggio sulla linea provvidenziale di un difensore del Villarosa San Sebastiano, minuto 36, ancora un traversone dalla destra sul primo palo, interviene Bamba e fa 0-2 Camarat, che in questo primo tempo ha già messo e come la sfida in discesa. Finisce infatti la prima parte di gara a Cala Scibetta, Villarosa San Sebastiano 0, Camarat 2, fin qui decisive le marcature, quella al 12esimo da parte di Serio, quella al 36esimo da parte di Bamba. Partiamo allora col film della ripresa, subito un'azione gol, minuto 53, dalla sinistra vince un rimpallo un giocatore del Camarat, cross in mezzo, colpo di testa ancora sul primo palo, stavolta di King, 0-3 tris calato dal Camarat, gara che praticamente è stata messa in ghiaccio dagli ospiti, ma al 63esimo c'è un calcio d'angolo, pallone che viene allontanato sul piede più sbagliato, quello di Jack Serio, che con questa sta affilata fa doppietta e fa 0-4, cala il poker, il Camarat con questa vittoria si porta a 6 punti in classifica, a -1 dal primo posto. Nel frattempo esce Serio dentro Vizzini, fuori Bamba, dentro Sclafani al 79esimo, esce Piraneo per Federico, minuto 85, Villarosa San Sebastiano che cerca con onore quantomeno il gol della bandiera e alla fine riesce anche a trovarlo. C'è questa giocata a sinistra da parte del numero 7 Mina Capelli che passa alle spalle della difesa, prova a mettere il pallone in mezzo, dopo la sterzata arriva questa deviazione, poi lo scarico all'indietro, Travaglianti sigla il definitivo 1-4, finisce infatti così di lì a poco triplice fischio Villarosa San Sebastiano Camarat, finisce 1-4, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Dopo la sconfitta di misura sul campo del Camarat, il Giarre torna al regionale, ospite del Santa Venerina, già affrontata in Coppa Italia. Regna l'equilibrio in avvio, con gli ospiti che poi provano a rompere gli indugi. Ilardi riceve da Scandurra e punta in velocità Dario Puglisi. Ilardi, finta di corpo, entra in aria. Ilardi il mancino, respinge col piede Tomaselli, Ancione libera. Reazione del giallo-blu, Leotta subito con le mani, per Sinatra. Vede movimento a sinistra di Urso e lo serve. Urso di prima per Tornitore, spalle alla porta. Tornitore va da Barbagallo, bene di prima intenzione per Urso in aria, Urso ci prova, solo esterno della rete. Scandurra all'indietro per Filetti, Filetti allarga il gioco in direzione di Valenti, Valenti ha tanto campo per spingere, Valenti accelera, la conclusione da fuori, controlla Tomaselli e la palla si perde sul fondo. 26esimo, Urso, serve Leotta, Leotta cerca un compagno, non trova nessuno, torna allora da Urso a sinistra. Urso in verticale per Tornitore, Tornitore si appoggia su Barbagallo, bene di prima intenzione per Urso, a contatto con Filetti, calcio di rigore per il Giarre, fallo di Filetti su Urso. Dal dischetto va Sinatra che spiazza Buallegue e porta in vantaggio il Giarre. Il primo gol di Salvo Sinatra in questo campionato, vale l'1-0. Padrone di casa dunque avanti nel punteggio e qui in fase di possesso, Pappalardo. Attaccato da Furno, sbaglia Pappalardo che rischia tantissimo e il suo errore costa caro e calcio di rigore per il Santa Venerina e anche ammonizione per lui. Pappalardo era già ammonito e lascia il Giarre in 10 uomini.
Giuffrida sul punto di battuta. Parte Giuffrida che non lascia scampo a Tomaselli e pareggia i conti. Il Santa Venerina è sull'1-1 e sarà per oltre un'ora in superiorità numerica. Con la sua squadra in 10 uomini, Sebbi Catania decide di effettuare 2 sostituzioni poco dopo. Fuori Mongelli e dentro Palermo. E fuori Leotta, dentro Cristaldi. Nella ripresa sono i gialloblu ad avere per primi una buona occasione. Punizione dal limite. La batte Ancione sopra la traversa. Scocca l'ora di gioco. Giarresi ancora in attacco. Barbagallo riceve da Ancione. Poi scarico su Palermo. Vicino c'è di nuovo Ancione. Ancione vede in profondità Tornitore. Prova a servirlo in aria. Tornitore tocca il pallone a contrasto con Filetti. Tantissime proteste. Voleva il rigore il Giarre. Andiamo a rivedere. Tornitore tocca il pallone e poi viene calciato da Filetti. Poteva starci la massima punizione. Si fanno vedere in avanti anche gli ospiti. Corner di Isola. Sul secondo palo sfiora Ilardi. Arriva poi De Carlo che la rimette al centro. Libera la difesa. Poi Dadone. Sprega calciando alto. Rimessa laterale di Barbagallo. Ancione. Nuovamente Barbagallo che sprinta sulla sinistra. Insiste Barbagallo. In aria per Palermo. Palermo per Sinata. Sinata cerca Cristaldi. Non si capiscono i due. Ultima azione della partita. Ci prova fino alla fine il Giarre. Corner di Usso. Corto per Ancione. Cross. Buca Buallegue. Poi Lopez tocca e Furnò salva sulla linea. Clamorosa occasione finale. Un pareggio a 2 facce per il Giarre che non va oltre l'1-1 contro il Santa Venerina. Se è vero che i gialloblu hanno giocato per oltre un'ora in 10 uomini non rischiando praticamente nulla, è anche vero che la squadra di Sebbi Catania ha fatto tutto da sola, con un errore che le è costato l'inferiorità numerica, avendo anche delle chance per conquistare l'intero bottino, oltre ad un rigore non concesso apparso evidente. Per competere e vincere bisogna curare ogni dettaglio, un diktat che i giarresi terranno sicuramente ben presente, già a cominciare dalla prossima sfida, che sarà il derby in trasferta contro la RSC Riposto. Sì, squadra di altissimo livello che secondo me fino alla fine lotterà per vincere il campionato. Giocatori, mister e per blasone sicuramente lotteranno fino alla fine. Noi certamente nel primo tempo abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello. Secondo tempo abbiamo avuto un'interpretazione un po' più remissiva, però posso anche capire lo stato d'animo dei ragazzi, ma probabilmente in superiorità numerica potevamo rischiare qualcosina in più, ma non ci sono recriminazioni perché l'atteggiamento dei ragazzi è stato eccezionale per tutta la gara. Lorenzo Scandurra è un interno di centrocampo, lo ha sempre fatto fino a quando non è arrivata a livello nazionale, poi probabilmente quando ha ripreso a calcio dilettanti è stato utilizzato in più ruoli, anzi il fine gara ha giocato avanti la difesa dopo l'infortunio di Giuseppe Giuffrida. È un giocatore molto duttile, può giocare ovunque, ha gran passo, gran piede e piano piano entra nei meccanismi di questa squadra, è uno di quelli che può fare benissimo. La buona qualità tecnica che abbiamo in difesa, anche in fase di costruzione, ci consente di poter superare spesso la prima linea. Dobbiamo migliorare nella gestione della seconda linea per consentire che la squadra viene su, però sono step di lavoro che dobbiamo fare e che certamente cercheremo di migliorare. Ancora loro, ancora Scordia e Cicatena. Dopo il doppio confronto in Coppa Italia che ha visto i catenoti prevalere e qualificarsi al turno successivo, le due squadre si riaffrontano in campionato nella terza giornata. Scordia che presenta in panchina il neotecnico Gaetano Greco al posto di Gianluca Serafino. Catenoti che guadagnano subito un piazzato, lo batte Palazzola a sorpresa velocemente per Magro. Magro la mette in mezzo per Giannetto che non ci arriva di un soffio. Rimessa laterale Scordia. Intercetta Maesano. Per Fisichella di prima per Giuffrida. Giuffrida cerca l'imbocata per Giannetto. Leggermente troppo lungo, lo anticipa Serafino. Primo attacco dei padroni di casa. Giuseppe Sottile alza la testa, cambia gioco. Bene per Nobile che controlla dentro l'area.
Nobile all'1 contro 1 con Aversa, avanza, la mette bassa al centro per Romano, gigantesca occasione sprecata. 18esimo, calcio d'angolo affidato a Zumbo. Sul secondo palo per Egitto che tocca, Romano sfiora e poi il palo salva la Cicatena. Romano recupera questa palla vagante, salta con lo stop strano e scarica su Giuseppe Sottile. Sottile il sinistro, respinge Gaetano Romano. Tornano a farsi vedere i biancorossi, punizione di Palazzolo, a giro sopra la barriera, si oppone Serafino in corner. Dalla bandierina batte Magro, corto per Palazzolo, ancora Magro, uno sguardo in mezzo, il cross per Kirton che non inquadra la porta. Battute finali del primo tempo, rimessa lunga di Vintaloro per Massimo Sottile che riesce a girarsi. Sottile, uno sguardo in profondità per il taglio di Giuseppe Sottile. Sottile, l'assist al centro per Jacopo Romano. Jacopo Romano arriva prima di Gaetano Romano che lo atterra e calcio di rigore per lo Scordia. Questo è il contatto fra l'attaccante e il portiere Catenoto. Dagli 11 metri si presenta Giuseppe Sottile. Parte Sottile centrale e batte Romano. Lo Scordia proprio allo scadere del primo tempo passa in vantaggio. Subito un cambio di inizio ripresa per Mister Iemma. Fuori Aversa, dentro Furnari. Il secondo tempo si apre con un calcio di punizione da zona interessante per lo Scordia. Lo batte Zumbo che va direttamente in porta, respinge Romano. Poi sul pallone arriva per primo Massimo Sottile. Serie di dribbling, poi traversone sul secondo palo per Jacopo Romano di testa, che sigla il 2-0. Dopo soli 8 minuti lo Scordia ha raddoppiato. Cercano la reazione immediata i catenoti. Strano batte rapidamente per Reale, poi Maesano dalla grande distanza, in 2 tempi Serafino. 2 sostituzioni per Mister Iemma, fuori Maesano e dentro Mariano Napoli. E poi si ferma Reale, al suo posto dentro Calì. Minuto 70, altra chance per Palazzolo su punizione. Va Palazzolo sempre sopra la barriera, ma stavolta è alto. Ancora forze fresche dalla panchina, fuori Giuffrida, dentro Francesco Strano. Ultimi tentativi per cercare di riaprire il match, punizione di Magro dalla sinistra, al centro, tocca Egitto forse col braccio, esce poi Serafino. Vibranti proteste dei catenoti per il tocco sospetto, braccio e gamba di Egitto, l'arbitro ha lasciato proseguire. Un altro KO, il secondo consecutivo per 2-0 dopo quello contro il Priolo per la Cicatena. La cura Gaetano Greco ha portato subito benefici e 3 punti preziosi allo Scordia. Catenoti invece apparsi poco brillanti, soprattutto per cattiveria agonistica e atteggiamento, come dichiarato dallo stesso Vittorio Iemma nel post gara. Bisogna assolutamente invertire la rotta perché gli impegni stagionali incombono e non c'è tempo per guardarsi indietro. Mercoledì si torna già in campo, sarà l'ora dell'andata dei 16esimi di Coppa Italia in casa del San Pietro. Servirà una prestazione convincente per rimettersi in carreggiata. La società ha degli obiettivi, ma sicuramente così si fa fatica a raggiungerli per una questione di voglia in campo, c'è poco da fare. Io sto cercando di capire da quando sono arrivato un attimino quali possono essere i problemi che portano poi a questo tipo di prestazioni, perché la cosa che secondo me manca sino ad oggi è quella fame che ci vuole, quella voglia un po' in più per voler portare a casa il risultato. A me dispiace dirlo perché è un gruppo di ragazzi che già mi è entrato nel cuore, è un gruppo di ragazzi che ho cercato di mantenere unito ed evitare qualsiasi grandi rivoluzioni, proprio perché secondo me potenzialmente hanno dei valori. Però li dobbiamo tirare fuori in tutte le maniere, c'è poco da fare, perché è ovvio che non è questa sicuramente la strada. Abbiamo giocato poco la palla e quindi già questo è sinonimo del fatto che abbiamo giocato poco la palla. Io non mi riferisco dopo il 2-0, no? Perché poi paradossalmente dopo il 2-0, come è successo magari anche a Priolo, inizia a giocare, ma non devi prendere 1 o 2 gol per poter iniziare a giocare, no? È un pochettino tardi, quello magari lo fai prima e cerchi di mettere la situazione un attimino dalla tua. Oggi sono molto amareggiato, sono deluso perché è ovvio che io sono venuto qui da Cicatena con tanto entusiasmo, con tanta voglia, avevo visto la rosa, la società la conosco e quindi credevo che c'erano tutti i presupposti per poter fare un certo tipo di discorso. Non ci stiamo riuscendo
e quindi dobbiamo inevitabilmente capire qual è il problema, perché poi diventa troppo tardi e a volte poi i grandi obiettivi possono diventare degli obiettivi minimi e poi diventano anche quelli difficili da raggiungere, no? E non vorrei che si venga a creare una situazione del genere. Sicuramente dobbiamo fare un mea culpa, dobbiamo metterci testa bassa e pedalare, lavorare, però dico che, ripeto, ci vuole un atteggiamento diverso, ci vuole una fame maggiore. Io solitamente sono un pochettino più analitico nel parlare di una partita. Oggi io mi sento di dire che principalmente è questo l'argomento su cui bisogna premere. E poi, devo essere sincero, oggi sono molto amareggiato perché dopo averli visti lavorare in settimana io non pensavo di vedere una prestazione con alti e bassi come quella di oggi, perché oggi, come le altre tre, più che altro quella con il Priolo, è stata un'altra partita di alti e bassi, cioè con momenti dove si è fatto malissimo e momenti dove si è fatto bene, perché è vero che a sprazzi la squadra poi ha creato e ha 2 o 3 situazioni buone, costruendole bene, cercando di fare quello che si è fatto durante la settimana, ma evidentemente non basta per quello che è il nostro potenziale, quello che è l'obiettivo che ha la società e l'obiettivo per cui io sono stato chiamato. E quindi in questo momento io sono veramente, ripeto per l'ennesima volta, amareggiato, perché non è questa la strada, non è questa la strada. Dobbiamo rimboccarci le maniche tutti, pensare che mercoledì c'è la Coppa, pensare di passare subito questo turno all'andata, lo dobbiamo passare. Se noi vogliamo diventare una squadra diversa, una squadra con una mentalità vincente, dobbiamo iniziare a capire che determinate partite, con tutto il rispetto per l'avversario, o le metti dalla parte tua subito e dai tu il ritmo della partita, dai tu i tempi della partita, decidi tu quali sono le situazioni che sembrano in partita, e allora possiamo pensare, ma se non riusciamo a fare questo, e non è un discorso tecnico-tattico, ma se non riusciamo a fare questo sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto mentale, faremo sicuramente fatica. Giornata biancazzurra al Vincenzo Presti in occasione del terzo match del campionato di promozione. In campo Vigor Gela contro Niscemi FC, che trova la chiave per sbloccare il primo tempo fermo sullo 0-0, imponendo nella ripresa un netto 4-0 sui padroni di casa. Al fischio d'inizio ecco schierati da mister Fauciana Mangione, Golisano, Cosentino, Scicolone, Spampinato, Campanaro, Carbonaro, Valerio, De Leonardis, Scapellato e Lovisi. Mentre a disposizione restano Marino, Nobile, Pausata, Dadone, Basile, Giarrizzo, Strabone, Deoma e Tinirello. Di riflesso il tecnico Fabio Comandatore schiera Dibba, Tomaselli, Marino, Mauro, Runza, Balba, Parisi, Tomaino, Amaia, Bojang e Diao, lasciandosi a disposizione Pizzardi, Ferrera, Alma, Garufi, Leone, Wolli, Floridia, Donnina e Napolitano. Primo squillo del Niscemi già al secondo minuto, il cui tiro di Tomaino però pecca di precisione sfiorando la porta. Al 19esimo i gialloverdi in contropiede si proiettano verso la porta biancazzurra, dove l'uscita repentina di Mangione, impossessatosi della palla, blocca l'azione del Niscemi. Al 28esimo minuto i biancazzurri si mettono in evidenza con un passaggio di Cosentino. Risponde con decisione Lovisi, che nell'intento di centrare la porta subisce la deviazione di Runza. Il giudice di gara inizia adesso ad elargire cartellini gialli, non risparmiando neppure le panchine. Cartellino giallo al 32esimo per il tecnico giallo-verde e al 40esimo per mister Fauciano. Calcio di punizione per la squadra ospite, ma il pallone gestito da Tomaino finisce troppo in alto. Altro allarme per la Vigor sopraggiunge al 44esimo con Parisi che tira di sinistro ma calcia fuori. Al 46esimo Scapellato richiama l'attenzione di Dibba, che respinge il tiro calciato da fuori area.
Al 47esimo minuto il secondo cartellino giallo destinato a mister Comandatore ne sancisce l'espulsione. Si conclude così a reti inviolate il primo tempo della terza giornata del campionato di promozione. La ripresa è tutta giallo-verde. Al primo minuto Amaya porta in vantaggio la sua squadra che al 15esimo trova il gol del raddoppio con un tocco di testa di Balba su assist di Tomaino. La rete giallo-verde continua a restare blindata, mentre al 26esimo minuto Diau coglie di sorpresa Mangione e sigla il 3-0 per il Liceni. Dopo appena 2 minuti è Garuffi che chiude la terza giornata di campionato con un preciso 4-0. Una partita che lascia amarezza in casa Vigorgela, ma anche la consapevolezza di dover lavorare intensamente per i prossimi appuntamenti di stagione. Abbiamo meritato la sconfitta, dobbiamo fare complimenti agli avversari, però bene, ci dobbiamo riboccare le maniche. A volte queste partite servono alla crescita di una società, di una squadra, quindi ci facciamo un bagno di umiltà e cerchiamo di lavorare già da domani in poi e pensare a mercoledì. È mancata, diciamo, la concentrazione, è mancato l'approccio alla gara, ci sta. Anche inizialmente questi 2 infortuni durante il riscaldamento. Prendiamo atto della sconfitta e andiamo avanti tranquillamente a testa alta. Terzo confronto stagionale fra Aci Galatea e Cibonaccorsi dopo la doppia sfida in Coppa Italia che ha visto la squadra di Cirino Massimino passare il turno. 2 squadre che si presentano a questo match entrambe con un punto dopo il pareggio e la sconfitta raccolti nelle prime 2 giornate di campionato. Match molto lottato ed equilibrato in avvio. Qui Aleo la sponda per Messina, chiuso da Sferrazzo in fallo laterale. Aleo vede subito il movimento di Ranno, lo serve con una rimessa a battuta veloce. Ranno al volo! In diagonale, splendido! Antonino Ranno, immarcescibile, inesauribile, il classe 83. Sigla il suo primo gol stagionale. Dopo il vantaggio insistono i padroni di casa. Punizione di Messina dalla destra, testa di Salemi che non trova la porta. Gioco spezzettato e poche occasioni in questo primo tempo. Nel finale di frazione, corner di Messina. Verso il centro, Kingsley tocca, sfiora il palo e sfiora l'autogol. Primi minuti della ripresa, Aleo in profondità per Ranno. Capisce tutto Kingsley che riesce a liberare. Poi Sferrazzo di testa anticipa Leonardi, Sannè. Interviene Tomarchio, poi Sferrazzo, toccato da Leonardi. Calcio di punizione e cartellino giallo per Leonardi. Leonardi era già ammonito e l'Aci Galatea al 4° minuto della ripresa è in inferiorità numerica. Gli ospiti alzano subito il baricentro e cercano di approfittarne. Mirabella per Divenuto. Divenuto la botta dalla distanza, solo esterno della rete. Insiste la squadra di Cirino Massimino. Scocciapino per Divenuto. Divenuto avanza, punta Salemi. Divenuto la conclusione. Respinge Pappalardo e poi Longhitano allontana. 56esimo, Divenuto attacca a sinistra. Punta Cardella, il cross, allontana Tomarchio di testa. Poi Sannè, il controllo, il bolide Mancino che si infila dove Pappalardo può solo sfiorare. La Cibonaccorsi trova il pareggio con un siluro dalla distanza di Sannè. Mirabella sventaglia a sinistra dove c'è la Spina, il controllo. La Spina, il traversone per Conti di testa che spreca malamente. Sempre Cibonaccorsi in avanti, la Spina cerca Divenuto, lo anticipa Patanè, poi Scorciapino. Scorciapino, il traversone, ancora per Conti, ancora impreciso. Di Paola, avanza palla al piede, poi cerca Divenuto, largo a sinistra. Divenuto, il cross col mancino, per lo stacco di Romano, altra ghiotta chance, ancora sprecata. 10 minuti alla fine, la Spina. Serve tra le linee Divenuto, Divenuto, spazio per calciare, Divenuto calcia! Sorprende Pappalardo e completa la rimonta dell'Aci Bonaccorsi che passa in vantaggio all'80esimo. Assalto dei padroni di casa, Tomarchio sul piazzato, cerca Longhitano. Alla fine riesce a liberare la difesa degli ospiti. Poi Scalia, bene di prima intenzione per Divenuto, contropiede dell'Aci Bonaccorsi, Divenuto recupera trovato, resiste Divenuto la piazza, fuori di pochissimo. Caccia al pareggio per l'Aci Galatea nei minuti finali, Tomarchio prolunga per Aleo. Aleo, il traversone, Spada lascia scorrere al limite dove c'è Ranno alla conclusione, blocca Viola.
Dopo la sconfitta casalinga della prima giornata contro il Niscemi arriva un altro KO fra le mura amiche per l'Aci Galatea. La Cibonacorsi espugna il Comunale e vola a 4 punti in classifica, staccando proprio gli acesi. La squadra di Arciprete ha imbrigliato bene gli avversari nel primo tempo, poi l'espulsione controversa di inizio ripresa, la grande energia e la voglia dei rivali hanno ribaltato il punteggio. Mister Cirino, grandissima partita, la squadra ha dimostrato di avere carattere, determinazione e ha sovvertito anche una partita che all'inizio sembrava certamente messa male, soprattutto dopo i primi 45 minuti. Sono felicissimo del risultato. Il primo tempo, come hai detto tu, abbiamo sofferto veramente perché non abbiamo trovato le maglie per uscire lateralmente e quindi fare male alla Galatea. Poi però nel secondo tempo abbiamo capito che dovevamo fare una rotazione differente e lì è stato il punto cruciale della partita, è stato quello. Soprattutto nel secondo tempo si è visto molto movimento nelle fasce, questo ha determinato quasi l'uomo in più in squadra. Sì, questo era quello che avevamo preparato durante la settimana, avevamo lavorato su questo, sulle uscite laterali e l'inserimento delle punte centrali. Peccato per le due occasioni prima del gol di Sannè, due occasioni di testa sfiorate da Conti, a dimostrazione che comunque la squadra ha risposto con moltissima determinazione, soprattutto appunto nei secondi 45 minuti. Sì, è una squadra stupenda, sono dei ragazzi che si mettono a disposizione e io li ringrazio per questo, anzi approfitto anche per ringraziare sempre la società per la fiducia che comunque mi danno e danno a questi ragazzi nonostante la giovane età.
Il mese di ottobre viene inaugurato dalla Coppa Italia Promozione. Sul sintetico del Marullo di Visconte si gioca l'andata del secondo turno tra Messana e Monforte San Giorgio. Valle del Mela è il secondo incontro stagionale fra le formazioni di mister Cosimini e di mister Cambria. In campionato finì 3-0 in favore dei giallorossi. Arbitra la partita il signor Florena di Messina. Gli assistenti, entrambi messinesi, sono Totaro e Oteri. La formazione scelta dalla Messana per affrontare questa sfida: in porta Ferrara, difesa a 3, Tricamo, Ardiri, Fragapane. In mediana spazio a Viscuso, Bonasera, Gargiulo e al neoarrivato Gianluca Gazzè. In avanti tridente offensivo con Ventra, Cannavò e Barbera. Tutto pronto per il fischio iniziale, ci trasferiamo sul rettangolo verde al sesto. La prima offensiva è della Messana che recupera qui il pallone. La combinazione tra Gargiulo e Barbera, l'attaccante in buca sul centrocampista, ha fatto doppietta in campionato, stavolta si arrende a Celona che la mette in calcio d'angolo. 27esimo, il corner ce l'ha anche il Monforte San Giorgio ed è un miracolo quello di Riccardo Ferrara su Salvatore Leo, evita il vantaggio dei tirrenici. Rivediamo, gran gesto tecnico di Ferrara a dire di no all'ex Città di Messina. Minuto 28, Ventra arma il mancino, colpisce una clamorosa traversa, ma l'offensiva prosegue, si sviluppa a sinistra la trama. Bonasera mette in mezzo, Celona smanaccia, arriva ancora lui, arriva ancora Antonio Ventra. Ennesimo gol in questo inizio stagione per l'ex Valdinisi, sicuramente di fuoco. Eccola qui la zampata, non può nulla Celona, si chiude la frazione ancora con la Messana in attacco. Arriva un cross dal fondo, viene allontanato sui piedi di Gazzè, stoppa col destro, conclude col mancino, non trova lo specchio della porta. Arriviamo fino al 41esimo, ultima occasione, calcio d'angolo, pallone spizzato da buona posizione da Tricamo che però non trova lo specchio della porta. Finisce il primo tempo, allora Messana 1, Monforte San Giorgio, Valle del Mela 0, decide Ventra fin qui. 48esimo, Gargiulo per Cannavò, fa correre Bonasera, il pallone in mezzo, Barbera la stoppa, spalla alla porta, prova a girarsi, viene chiuso dalla difesa ospite. Minuto 67, contropiede, occasionissima Messana e Bonasera che va a lanciare Barbera con lo scatto davanti al portiere Celona. Barbera se la allunga, poi non trova il guizzo giusto per fare 2-0 e per chiudere virtualmente la partita. Il Monforte prova a rispondere, qui però riconquista il pallone la Messana ancora con Barbera che si può involare, entra in area di rigore. Barbera ci pensa un po' troppo, prova poi a scartare l'avversario, non è l'idea giusta, si perde un nulla di fatto la chance. All'80esimo, calcio di punizione Monforte, il pallone di Assenzio e per Leo che tocca dove c'è Cannistra, zampata decisiva per fare 1-1. Questo è il momento del tocco di Leo tra le proteste, voleva un fuorigioco la formazione locale, non viene però accordato dalla terna arbitrale. Nel finale invece un altro episodio con Cannavò che libera così di tacco in area Barbera, pallone che finisce sul fondo, ma c'era anche stato un fuorigioco segnalato e probabilmente errato in questo caso. Finisce la partita all'Ambiente Stadium di Visconte, finisce per 1-1, tutto rimandato al match di ritorno il 16 ottobre, Monforte San Giorgio contro Messana.